Nei giorni scorsi qualche amico nostro conoscente, follower, più di qualcuno devo dire la verità, ci ha chiamato perché ci chiedeva informazioni sulla realizzazione che si sta vedendo questi ultimi giorni sul lungomare, praticamente di fronte alla caserma dei Carabinieri, stanno vedendo la realizzazione di alcune strutture. Allora, come al solito, purtroppo c'è chi parte per la tangente dando subito dei giudizi negativi anche se non sa di quello che sta parlando, e c'è chi invece cerca di spiegare le cose, non dico da un punto di vista sterile, perché io personalmente lo dico, sarò di parte, ma sono contento quando ci sono imprenditori che investono nella nostra città. Questa qua è una mia, non so, è una mia conflitto di interesse, mettete con voi, anche se io non ho nulla a che fare, ma io penso che per il paese, la nostra regione, ma l'Italia stessa, che ci sia la possibilità di investire è un vantaggio per tutti. Tra l'altro, se qualcuno si legge qualche trattato economico, vi spiega che il primo moltiplicatore di ricchezza è proprio l'investimento. Detto questo, queste casette che vedete in via di realizzazione e che fanno parte della concessione dello stabilimento Stella Maris, non sono destinate alle abitazioni o possono essere vendute, ma fanno parte di tutto il compendio, diciamo, dello stabilimento balneare Stella Maris. Tra l'altro non è arenile, ma è parco attrezzato del lungomare, che è una cosa diversa. Una volta la spiaggia iniziava dai famosi murassi di San Felice, c'era il mare, poi il mare man mano ha riempito la nostra spiaggia, si è allungata, abbiamo una delle spiagge più grandi, più larghe in estensione di tutto il Veneto, e quindi man mano le cose sono un po' cambiate. Quello si chiama piano attrezzato del lungomare, quindi non è arenile, e tra l'altro è demanio, e chi realizza qualche cosa lo realizza in ottemperanza delle leggi. In particolare c'è la legge regionale, la famosa 33, che ha consentito agli operatori balneari di investire sempre nei criteri della famosa Bolkestein, quindi con la massima trasparenza, quindi con un avviso di evidenza pubblica, e chi ha aderito a questi progetti ha investito e ha fatto questo. In particolare vorrei ricordare che questo stabilimento è uno dei più importanti non solo di Chioggia ma del Veneto. Hanno fatto un investimento enorme, e voglio citare appunto il compianto l'imprenditore Gianluca Fasolin, che ricorderete che purtroppo c'è stata una disgrazia lavorando perché voleva tutto in ordine. C'è stata una disgrazia assolutamente imprevista, c'era la famosa palma che è caduta e purtroppo ha perso la vita proprio per lavorare anche di domenica, per fare una cosa bella per lui, per i suoi figli, per la sua famiglia, per la nostra città e anche per il Veneto. E quindi sinceramente adesso, andando a criticare senza neanche sapere di cosa si sta parlando, ecco, tra l'altro è un investimento che è costato tantissimo, e quindi sono anche obbligati a fare questo tipo di investimento, perché per aderire al 33, quindi avere il numero di anni di concessione come stabilito dal programma, devono anche finirlo. E quelle 4 costruzioni, da quel che so, sono realizzate, una per come reception e poi è una struttura ricettiva per gli ospiti, quindi una specie di albergo se vogliamo, e quindi è fatto tutto. Vi inviterei anche, noi adesso nel video montiamo alcuni passaggi della struttura dello stabilimento balneare. È bellissimo, hanno fatto una cosa veramente super. Ecco, quindi così in generale, prima di partire a criticare, come abbiamo visto, senza sapere di quello che si sta parlando, ecco, poi se uno dice ma io vorrei la spiaggia libera, tutta spiaggia libera, non vorrei, per carità, ognuno ha le sue opinioni, sono quasi tutte rispettabili, quasi tutte, perché a volte sentiamo cose assurde, però in sostanza se abbiamo uno stabilimento che ha investito, oltre a ricavare, diciamo, di che vivere per la propria famiglia, ci sono i dipendenti, ci sono gli artigiani che ci hanno lavorato, le imprese edili che ci hanno lavorato e tutto quel che ne consegue. Ecco, quindi tra l'altro, ripeto, questo stabilimento ha avuto dei riconoscimenti e dei premi che sono a livello addirittura nazionale, quindi che questi investano su tra l'altro terreno demaniale, perché finita la concessione si va un'altra volta all'asta con la Bolkestein, e se qualcuno offre più soldi può prenderla. Quindi voglio dire, è tutto previsto dalla legge, non è stato fatto nulla di che non vada bene.
AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, da lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.